Franco Cestonaro, responsabile del progetto Giostre per la CNA Padova Rovigo, un meeting della giostra che giunge alla 21ª edizione, ricco come da tradizione. Ti chiedo di farci una panoramica di questa edizione 2024. Anche questo meeting parte con la selezione dei buyer, Un po' più sul microfono. 10 buyer che sono stati selezionati a livello internazionale e provengono da 10 paesi diversi, Messico, Europa, cioè America Latina, Europa, e questi nostri buyer andranno a visitare circa una ventina di aziende che operano nel settore appunto della giostra. L'incoming prevede la visita anche a una serie di siti e di luoghi, tra i quali anche l'importante Museo della Giostra, che è un museo che ci ha dato la possibilità di essere riconosciuti anche come distretto, tra l'altro. Fatte le visite, no, con gli operatori del nostro territorio, portiamo anche gli ospiti a visitare i siti storici, tradizionali, culturali del nostro Polesine. Andremo a Villa Badoer, andremo a vedere le vetrerie artistiche, no, di un noto artigiano di San Bellino, e poi andremo anche a visitare un vecchio mulino recuperato, ristrutturato, e spero che questo possa essere gradito da tutti i nostri ospiti. L'altro aspetto importante è che facendo questo tipo di attività coinvolgiamo decine e decine di operatori, no, del territorio, che possono usufruire quindi dei contributi, del sostegno della Camera di Commercio, che è la titolare sempre del progetto dell'incoming. Grazie mille. Io